Benvenuti a Televignole, ancora siamo qua con Roberto De Laurentiis, presidente di tutti gli artesani del Trentino e soprattutto, come dirà anche lui, candidato presidente per la Repubblica di Vignole. Lei sta un po' una sorpresa questa, perché che fu Sollivo Bertamini in corsa e invece che è anche Roberto. Come è nata questa idea di ricandidarsi per la Repubblica di Vignole? Beh, allora intanto parlerò in italiano perché essendo figlio di un terrone e di una tedesca nato ad Arco, quindi devo per forza parlare in italiano. Beh, l'idea è buona perché noi siamo ai Gazzi, cioè io e mia moglie abitiamo ai Gazzi, quindi per noi guardiamo Vignole come la terra sottostante. La terra è importante perché intorno a Vignole passano le strade di accesso alla discarica della Mazza, passano le strade che vanno a Rovereto, quindi controllare i traffici oggi è una cosa importante. Ho capito. Bisogna anche dire che Roberto De Laurentiis da faina vecchia volpe, cos'è che la fa? Allena per gradi, cioè prima di andare a abitare ai Gazzi, lei sta presidente, ma presidente all'unanimità, acclamato, della Stivolt Sarca, che adesso diventerà la nostra nazionale di calcio ai prossimi europei. Come sta l'esperienza con la Stivo? È stata una bellissima esperienza, tanto perché ci siamo fatti un sacco di amici, poi perché sono stati 14 anni, poi perché per me è stata una conquista. Io sono nato ad Arco Centro, poi sono andato a abitare a Varone, quando mi sono sposato a casa della moglie perché così abbiamo risparmiato qualcosa. Poi sono andato a abitare a Varignano quando abbiamo comprato casa facendo il primo debito, quello grosso. E poi a questo punto ci mancava la zona dell'Oltesarca, che era una zona assolutamente riconosciuta come di sinistra, e quindi noi non potevamo non provare a conquistarla, e quindi ecco perché ci siamo arrivati. Parlando di artesani, perché la Repubblica di Vignole in realtà è sempre stata una repubblica più contadina che artigiana. Cos'è che si poteva fare per dare slancio a questa economia artigiana, alle piccole industrie, a piccole aziende? Beh, diciamo intanto che le piccole aziende saranno quelle che vivranno sempre, anche la grande industria qui non resterà, credo, no? E neanche nelle zone vicino, nelle repubbliche vicino, nella Repubblica Italiana che confina con Vignole. Per cui credo che rimarranno le piccole attività, quelle fatte dalle famiglie, fatte dalle persone, fatte da quelli che hanno passione per fare. Quindi anche l'agricoltura non è molto distante, perché sono imprese che si reggono sulle persone come si regge poi l'artigiano. Dell'AI una minaccia di mandare i trattori armati se non fai bravi. E ti che te conosce, te potresti magari mettergli una parola, in fondo ti tiri via un concorrente alle prossime provinciali, non per dell'AI, per chi che correrà al suo posto, in cambio qualcosa per Vignole si può anche averglielo. Beh, insomma, noi abbiamo con Vignole dei rapporti, come ti dicevo, di buon vicinato, quindi se dovesse esserci un attacco dei trattori risponderemo con i nostri artigiani, magari del vetro, tagliando le gomme o facendo qualcosa del genere, magari facendo nient'altro con una grande difesa di quella che secondo me è una giusta repubblica indipendente, perché è basata appunto su valori dell'uomo, nel senso così pochi è meglio che siano gli uomini che gli altri. In due parole uno slogan per la tua campagna elettorale che ormai è quasi imminente. Ma insomma non credo che sia imminente, comunque diciamo che per una volta tanto, dato che torniamo lì, sarebbe bello avere qualcuno che decide che faccia l'artigiano, dove artigiano viene dalle parole ars e genus, cioè generatore di arte. Sarebbe bello che una volta tanto l'arte della politica fosse veramente così. Tante grazie a Roberto De Laurentiis. Grazie a voi e grazie alla Libera Repubblica appunto di Vignole e grazie a Televignole.